È un'emozione fare la Cunnutta. Quanti anni è che non la fa? Quasi 3 anni. Cosa farete stasera? Ora facciamo la connuta, i lamenti delle nostre tradizioni in circa del Novecento che facciamo questa tradizione per il giovedì, il venerdì e il venerdì sera per la connuta della Dolorata. Che tipi di lamente farete? Allora, questi sono canti arabi, e c'è la Salve Regina che viene cantata la Salve Regina e questi sono dei canti di pianto che la madre piange il Cristo morto al Calvario. Avete anche una divisa, ho visto. Sì, abbiamo una divisa, quest'anno abbiamo la divisa nuova, stiamo facendo un'associazione per andare avanti alle tradizioni, per non fare perdere le tradizioni del nostro paese. Ho visto anche dei ragazzi, dei bambini. Sì, ci sono quest'anno dei bambini che si vogliono impegnare pure a portare avanti delle tradizioni e stiamo avanti così. È una tradizione che si rimanda dai padri, dai genitori. Dai genitori, dai nonni, dai bisnonni e tante altre persone. Lei quando ha iniziato? Ho iniziato io da quando ero bambino, 10 anni, e quindi ora ne ho 30, si può dire tanto tempo che sono con questo gruppo dei lamentatori. È un messaggio anche di augurio di pace, di speranza per le tante persone che... Per le persone che non ci sono più, che lamentavano in questo nostro gruppo. A Raffadali c'è questa tradizione della connuta, la tradizionale connuta sarebbe accompagnare lentamente Gesù il Redentore, ecco, nell'orto degli ulivi al sepolcro. Proprio questa, in siciliano connucide, proprio l'ho voluto dire appositamente, e quindi è una processione lentissima, anche se il transito è brevissimo, però è molto lento e quindi ci vuole tempo. Ed è una accompagnare con lamenti, con preghiere, canti, Gesù nell'orto degli ulivi che si prepara ad affrontare poi la sofferenza, la passione e quindi la morte. Nella giornata di venerdì invece cosa succederà? Nella giornata di venerdì, domani mattina, ci sarà la Via Crucis per le vie del paese, poi a mezzogiorno il tradizionale incontro in una delle piazze importanti di Raffadali tra il Redentore e l'Addolorata, poi si continua la Via Crucis verso il Calvario, la crocifissione, e poi nel pomeriggio ci saranno tutto il pomeriggio il momento di preghiera animato dalle varie parrocchie, e poi alle 5:30 l'azione liturgica nelle varie comunità, e poi la processione con l'urna la sera. Dopo l'azione liturgica si depone Gesù dalla croce e la processione con l'urna per le vie del paese, si ritorna in chiesa madre per concludere appunto questa giornata. Diciamo si ritorna alla normalità. Sì, cerchiamo di tornare alla normalità. I nostri vescovi hanno dato l'ok subito dopo che il governo ha tolto lo stato di emergenza, hanno dato l'ok per le processioni, chiaramente con prudenza, con sana prudenza, ritorniamo a vivere le nostre tradizioni comunque popolari. Naturalmente non solo tradizioni ma anche preghiera, fede. Certamente, perché sono momenti e giorni particolari, intensi, qui c'è la nostra fede, che la nostra fede scaturisce e si fonda sulla passione, morte e risurrezione di Gesù, quindi c'è la nostra fede, anche se ci sono queste le processioni fuori, ma la nostra fede si fonda su questo, sul mistero grande della morte di Gesù e della risurrezione. Oh Gesù, salve.